Una rapina in banca a Raffadali, presso la filiale della Banca Sant'Angelo, istituto Licatese, è stata compiuta ieri da 3 rapinatori, 2 palermitani e uno di Santa Elisabetta. Alle 15:30 del pomeriggio è infatti scattato l'allarme presso la sala operativa del Comando dei Carabinieri e si è dato subito al via al piano previsto in questi casi. I carabinieri così hanno subito cinturato la zona con controlli precisi e mirati e grazie anche alla collaborazione dei cittadini di Raffadali nel dare loro le giuste indicazioni di ciò che avevano visto, sono riusciti a trovare in serata i malviventi che sono stati trovati con un fuoristrada nei pressi di Sant'Angelo Muxaro in un distributore di carburanti con a bordo i soldi della refurtiva con ancora i nastri adesivi della banca dentro degli zaini. Sono stati recuperati circa 50.000 euro in banconote da 50 e da 20 euro. I carabinieri hanno fatto così scattare le manette a 2 pregiudicati palermitani, Marino Martino di 26 anni e Umberto D'Arpa di anni 53, mentre Salvatore Fragapane di Santa Elisabetta è il probabile basista. Le indagini sono state condotte dal magistrato di turno, dottoressa Chiara Bisso, della Procura della Repubblica di Agrigento. I 3 rapinatori sono stati condotti al carcere di Petrusa. La rapina di ieri si è conclusa positivamente con il fermo di indiziato di delitto di 3 soggetti che sono sospettati di aver avuto un ruolo da protagonisti nella esecuzione della rapina e anche nelle fasi di supporto della stessa. Si è consumata intorno alle 15:30 a Raffadali e in attuazione di un piano antirapina disposto dal comando provinciale è stata cinturata l'intera zona intorno a Raffadali. Questo ha fatto sì che si creasse una rete di controlli totale che ha permesso di perquisire tutte le autovetture in transito e che ha consentito agli organi investigativi dell'Arma, quindi la sezione operativa di Agrigento e la stazione di Raffadali, il cui comandante ottimo conoscitore d'area ha ottenuto subito degli elementi importanti per indirizzare le ricerche, ha appunto consentito di fare un'attività di rastrellamento in tutte le arterie provinciali e statali intorno a Raffadali. Intorno alle 17:30 c'è stata la svolta quando i carabinieri hanno notato all'interno dell'area di sosta di un distributore un'autovettura sospetta simile ad un'autovettura che era stata notata allontanarsi da poco distante rispetto alla banca dopo la rapina con i 3 soggetti a bordo. Evidentemente i controlli attuati dai carabinieri immediatamente hanno un po' scombinato i piani perché non hanno fatto in tempo i 3 ad abbandonare l'autovettura. In quelle fasi concitate, ovviamente sotto il coordinamento anche della Procura della Repubblica di Agrigento, l'idea era quella o di attendere oppure di far scattare il blitz, ma i carabinieri hanno rotto gli indugi ed hanno immediatamente fatto scattare l'operazione accerchiando i 3, tenendoli sotto tiro e effettuando quindi un'immediata perquisizione. Da lì la sorpresa di trovare le banconote nell'ammontare di 50.000 euro con i soldi che erano ancora avvolti dalle fascette della banca. Ovviamente il denaro è stato riconsegnato all'agenzia e la soddisfazione di questa operazione, in cui lo Stato ha dato una risposta immediata, è stata proprio la sinergia tra gli organi investigativi dell'Arma, la capillarità delle stazioni carabinieri, l'immediato intervento della sezione investigazioni scientifiche per un repertamento tecnicamente corretto e un'attuazione immediata di un piano provinciale antirapina disposto immediatamente dalla centrale operativa, che è un organo di comando e controllo del comando provinciale. Quando si sono sentiti in trappola hanno detto qualcosa? Allora, in quel momento sono rimasti sorpresi dall'intervento, hanno iniziato a balbettare qualche cosa, ma nel momento in cui si sono trovate le banconote dopo pochi minuti sono rimasti in silenzio e quindi non hanno opposto resistenza e adesso sono in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Erano armati i 3 addosso ad uno dei 3 è stato trovato un cutter di 6 cm, di quelli che di solito vengono utilizzati per questo tipo di azioni. Per la verità non è stato mostrato durante la rapina, però veniva portato dal soggetto con sé. Presumibilmente la via di fuga era quella verso Palermo?
Sant'Angelo Muxaro, quindi nella direttrice verso Palermo, quindi effettivamente forse i due appunto avevano in animo di rientrare su Palermo, quindi sono stati bloccati in quelle zone.